You grew up nice and sheltered with mama's pretty stories, and you're all made up theory. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words you've been missing. Know the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. You, so true. So here is a clue on how to remember. Visions, they come true. Bend the lights with steel. And all your stories of crime and chilling thrillers, hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Who'd you say you lived a jaded life? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, tortured lights, which a gift or a curse. A reality made of dreams. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. He could write a new story like Tom's in before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, eccoci qua. Bonsoir, Christian, vedo presente. Ci sei ancora? Già sei scappato? Già sei andato via? Non penso, ma stiamo iniziando, mi sembra un pochettino troppo prematuro, mettiamola così. Inizio a preparare il pulsante ban. Devo fare un pulsante qua sopra per i ban automatici. No, era per vedere un test, per vedere se c'eri. Allora, sei pronto? Che abbiamo avuto un po' di problemi con le live negli ultimi giorni, quindi facciamo un attimo un piccolo test generale. Tu mi vedi, vedi il gioco e ci senti? Il gioco al momento non sta trasmettendo audio, quindi manco nel menu. Quindi accertiamoci che tutto sia a posto. Tu sei pronto? Noi siamo pronti qui. Allora, Christian, la serata è un pochino particolare, tanto particolare, immensamente particolare, ma vediamo come uscirne fuori. Allora, iniziamo, mi vede e mi senti? Ottimo, sia lodata ogni divinità esistente. Allora, Christian, visto la tecnologia che avanza, io avevo creato una cosina per te per celebrare quello che stiamo per vivere qui con Alan Wake 2. Però visto che la tecnologia va avanti e io posso evitare di scendere, andare in posta, preparare un pacchettino postale, inviarti tutto al tuo indirizzo, aspettare che ti arrivi tutto, eccetera, eccetera, tramite un'innovazione chiamata tecnologia digitale delle mail, io ho scritto un messaggio con le mie ditine, belle, belle, tranquille, io alla semplice pressione di un pulsante adesso ti mando una cosa,
una cosa per te molto bella, però ci sono delle premesse. Le vuoi sentire? Ti dico tranquillamente che cos'è e come funzionerà il tutto. Allora, Christian, visto che sappiamo le mie non doti da streamer di portatore di contenuti, io ho preparato, come già ti accennai, insieme all'intelligenza artificiale, un bel file bello completo e ciccioso con tutte le differenze che ci sono tra una nuova partita e la modalità l'ultima bozza. File che io adesso, in questo esatto momento, mi accingo ad inviarti. Ti dico tranquillamente, tu adesso sto file non lo puoi assolutamente aprire. Nell'oggetto dell'email c'è scritta la data in cui lo potrai aprire. Al momento questo file tu te lo devi togliere da mezzo e far finta che non esiste. Io cerco di farti vedere tutto in live, però hai questa scialoppina di salvataggio, ecco, così non ti perdi niente. Io ho appena inviato il tutto e ti dovrebbe arrivare. Christian, e allora qua, scusami, perdonami, ti leggi adesso il file e ti perdi tutta l'esperienza. Che vogliamo fare? No, Christian, è una piccola clausola di sicurezza, mettiamola così. Allora, l'indirizzo che mi hai dato mi dice, mi è arrivata l'email indietro, il tuo messaggio non è stato recapitato all'indirizzo che mi hai dato perché l'indirizzo risulta inesistente e non può ricevere email. Christian, io ti voglio anche mandare il file con la lore, però c'è qualcosa che ci rema contro, hai capito? Allora, se c'è un altro indirizzo, tanto stasera ce la riusciamo a prendere in un certo modo. Se sei sicuro che sia questo qui, io non so se no troviamo un altro modo per passarti sto file, non c'è problema. Dimmi solo se c'è un altro indirizzo. No, guarda, aspetta, ti mando lo screen su Instagram. Aspetta un attimo. Aspetta un momento. Io ho preso l'indirizzo che mi hai dato tu e ho fatto semplicemente copia e incolla. Ok, provo quest'altro qua che mi hai dato. Ok, ma mi devo ricopiare tutto quello che avevo fatto. Faccio velocemente. Questo è il bello della diretta, ma risolviamo subito. Ti arriva il file, vedi la data che è riportata. Ok, ti ho inviato il file, c'è nell'oggetto quando lo potrai aprire. Avvisami se ti arriva e cioncati le mani se ti azzardi ad aprire quel file. Cioncati. È per il tuo bene. Però Christian credo che sia arrivata, non mi è arrivata nessuna email riguardo problemi e quant'altro. Aspetta che rimetto la chat. Avvisami e dimmi arrivata. Ok. T'ho detto nell'oggetto c'è quando la potrai aprire. Introduzione fatta. Prima di partire però Christian ci manca sempre la solita cosa. Christian, che ci manca? Che cosa manca per iniziare? La sigla. Esattamente, bravissimo Christian. I name the stars over your cauldron and all that lies beneath your waves. Throwing my voice into your shadow, the underworld, the darkest place. The onyx kiss of inky waters,
Allora, eccoci qua, siamo pronti. Abbiamo eseguito tutti i riti, tutte le cose che ci servivano. Non mi puoi scrivere non aprire fino al giorno che trovi il valore dell'ex. Esattamente, esattamente. Allora, non avendo una data precisa di quando finiremo tutto questo con quello che ti sto per dire ora, diciamo noi puntiamo per il 2000, senza arrivare al 2100 e cose varie, di terminare il tutto in un certo modo e farti aprire poi il file, ma penso che riusciremo a vedere tutto tranquillamente. Allora, Cri, semplice, 2099, io non so manco se sarò vivo per quell'anno, quindi io spero che riusciamo a terminare tutto questo prima di quella data, così anche perché penso per quella data usciranno altri titoli che amplieranno la lore e vorrei portarli, quindi cercheremo di fare il prima possibile. Allora, Cri, l'ultima bozza, innanzitutto, mo passato un po' di tempo, hai ragionato, ti sei andato a vedere qualcosa, hai riflettuto e quant'altro. Del finale, vuoi dire qualcosa? Hai qualche dubbio, qualche perplessità? Hai capito perché dobbiamo ripartire con l'ultima bozza? Oh, bravissimo. Quindi non è, per quanto avevamo una conoscenza limitata alla fine del primo Alan Wake, dove Alan stesso ammetteva che quello che sembrava un lago in realtà era un oceano, e per 13 anni, che cazzo vuol dire? Poi abbiamo avuto una risposta, ma comunque sono passati 13 anni, non ci dimentichiamo questa cosa qua. Ci siamo resi conto alla fine di Alan Wake 2 che quello che sta succedendo è una storia che continua ad andare avanti ciclicamente in un certo modo e che tutto questo equivale ad una spirale. Ora, le persone deboli, le persone che si pongono problemi, un certo tipo di problemi, o persone che non hanno voglia di combattere, pensano intelligentemente, noi risaliamo dalla spirale e ne usciamo fuori. Sì, ma anche no, perché è vero che ci togliamo noi dal problema, ma quello che abbiamo visto sta accadendo a Bright Falls, per quanto con la fine di Alan Wake 2 siamo riusciti a mettergli un freno, Christian il problema non si è risolto. Quindi Alan, approfittando dei suoi poteri e capendo meglio come funziona il tutto, cioè sai che c'è di nuovo? Facciamoci un ultimo tentativo, perché abbiamo visto in American Nightmare come anche il ripetere gli stessi eventi più e più volte cambiando piccoli dettagli può portare a cambiare la trama generale, mettiamola così. Ora, non vedere quello che ricordi dalla nuova partita, ma concentriamoci su tutto quello che vediamo adesso. Ci saranno riferimenti al fatto che i personaggi adesso sono consci di star ripetendo anche loro il tutto. Quindi prestiamo solo attenzione, cerchiamo di fare ogni singola cosa e al momento giusto andiamo un attimo a vedere che cosa è successo alla Lake House. Noi abbiamo ancora sto dubbio. Spero di aver capito bene che tutto quello che succede in realtà ci permette di andare avanti e raggiungere il nostro obiettivo. Ad esempio, il sacrificio di Alice ha permesso ad Alan di capire il fatto. Assolutamente sì. Alan ha capito in tutto questo periodo comunque di residenza nella zona della presenza oscura e con tutto quello che è accaduto nella nuova partita, che ha possibilità di ripetere tutto quello fatto trasportandosi un minimo di conoscenza per evitare i problemi che ci sono stati. Non può cambiare tutta la storia, farla ripartire dall'inizio e di ok, alla fine graffio l'entità, la presenza oscura o quant'altro, non prende il clicker e quindi buonanotte a tutti. Assolutamente no. Però ha capito e sa per tutte le esperienze che ha vissuto finora, cambiando dei piccoli dettagli può cambiare l'esito di tutto. Sono i dettagli che fanno la differenza. Quindi lui si concede un'ultima bozza perché ha capito qualcosa a cui noi in questo momento non siamo ancora arrivati, che può permettere forse di assestare un colpo decisivo alla presenza oscura. Quindi noi avviamo. Allora, Christian, questa è una scelta che volevo far prendere a te. A che difficoltà lo giochiamo?
Dico, la prima volta che l'ho finito, io poi la modalità questa qui la feci ad incubo. Ok, grazie, io volevo di... Non facciamo incubo perché così andiamo meglio. Va bene Christian, va benissimo. No problem. Fatto una volta, non vedo perché non la posso rifare di nuovo. Back to the beginning. With the Ecco. memory of the past loop already fading fast. But while it lingers, I know there's hope. We're not doomed to repeat our failures in an eternal loop. This is a spiral. A fictional poet once said, "Beyond the shadow you settle for, there is a miracle illuminated. I will not settle for a shadow. I'll find the miracle through the night." It's not just victims and monsters. I see now there are heroes as well. We can find our way through the darkness. We will break through the surface. We will emerge into the light. Allora, Chris, siamo tornati. Sì, siamo tornati esattamente all'inizio, ma se già ci hai fatto un attimino caso, la scena iniziale è un continuo del finale del gioco. Quello che ci siamo detti noi poco fa, Alan ha capito, grazie a quel proiettile di luce in fronte, mettiamola così, questa è una spirale, aspetta un attimo che forse possiamo fare qualcosa. Quindi è tornato tutto indietro, ma adesso abbiamo delle conoscenze, noi sappiamo esattamente quello che succede, non possiamo cambiare tutto, non possiamo cambiare tutto l'esito degli eventi, perché abbiamo appreso che la presenza oscura, per poter essere modificata, deve seguire una storia che abbia un senso. Non puoi inventarti la supercazzola e in 2 secondi cambiare il finale, no. Alan ci sta provando da anni, così come ci ha provato prima Thomas Zane e così come prima di Thomas Zane ci ha provato qualcun altro. Comunque non tutti li dobbiamo vedere come nemici, ma anche come aiutanti. Allora, quello che credo dal mio punto di vista voglia farci comunque capire la storia di Alan Wake è questo, anche con questa modalità, l'ultima bozza. Allora, noi siamo partiti all'inizio del gioco qui. Chi è questo uomo col culetto da fuori? Noi prima non lo sapevamo, e adesso stiamo rifacendo la stessa cosa. Sappiamo che è Nightingale, che era stato preso dalla presenza oscura. Abbiamo avuto degli approfondimenti in Control e poi capiamo dopo che effettivamente è lui. Abbiamo iniziato il gioco in un clima horror, in una foresta, dove poi abbiamo scoperto queste persone che ci hanno preso, ci hanno buttato sul tavolo e ci hanno tolto il cuore, che è una scena brutta, qualcosa di brutto da vedere. Eravamo preoccupati, ci siamo preoccupati di chi erano queste persone e di quello che facevano nei boschi. Qui però poi con le conoscenze che abbiamo ottenuto, investigando e cercando la verità, per quanto sia una cosa brutta quella che queste persone facevano, e con questo non voglio dire che alcuni gesti brutti vanno giustificati, attenzione, la violenza deve essere sempre l'ultima delle soluzioni. Però se noi rivalutiamo tutto quello che abbiamo visto finora, quelli sono i buoni. Che ci piaccia oppure no, che utilizzano metodi sbagliati o non convenzionali, perché non credo sia normale andare in giro per una foresta, prendere un uomo nudo uscito dal lago, buttarlo sul tavolo, prendergli il cuore. Bonsoir, signor quello. Ci fa piacere averla qui. Quindi dipende per ogni cosa che vediamo da che punto di vista la si osserva.
Perché c'è un obeso senza braghe? Perché il gioco inizia così. Infatti ricordo ancora la prima volta che ho avviato Alan Wake 2, io immaginavo dopo 13 anni, ah sì, ma mi fai l'introduzione, poi mi dai Alan e inizio a sparare a destra e a sinistra. No, ti ritrovi con un uomo nudo uscito dall'acqua. Io ho detto, che cazzarola sta succedendo? Perché non c'aveva un nesso questa cosa, non avevo neanche capito fosse Nightingale. Una caricatura di Gianmarco? Oddio, glielo posso chiedere. Lo posso chiedere. Ah, allora, ecco, una cosa che posso dire della modalità ultima bozza che c'è nel documento che ti ho inviato, non tenere fede degli eventuali jumpscare e situazioni di paura che ricordi, perché ce ne sono altre qui dentro. Il Jambox arriva tra un po'. Vi ricordo il programma della serata. Allora, fino alle 22:30 giochiamo Alan Wake. Alle 22:30 stacchiamo per vederci l'ultima puntata di Dandadan. Alle 23 c'ho qualcosa da dirvi, di serio, molto importante. Prometto di non prendermi tanto tempo. Vi chiedo solo di ascoltare e poi eventualmente decidere come agire. No, l'orario di Jamox è da quest'ora fino alle 22, il tempo che comunque si libera a casa, il tempo che fa le sue cose. Allora, quello io ho paura quando tu mi dici che le live non vanno. Christian ha guardato prima e andava tutto. Sì, il negozio ci sono notizie, ecco. Vi posso solo anticipare che ho pensato il modo in cui dirvi tutto in maniera divertente senza boffarvi quelli che a Napoli definiamo la Wallera, ecco. Testicoli, sacca scrotato, decidete voi come la volete chiamare. La facciamo in maniera divertente, io vi dico tutto e poi vediamo. Con 3k a testa penso si possa risolvere. Guarda quello. Allora, non voglio fare spoiler. Ci sei andato molto vicino, non volendo, ma ti dico di meno di quello che stai dicendo. Poi dopo sarà tutto chiaro, ogni singola cosa, ogni singolo problema, ogni singola cosa buona in cui siamo in meglio. Oh no, il culto della foresta ci vuole prendere, scappa. Oh no, m'ha preso. Oh no, non me lo sarei mai aspettato. Vedi che porta qui. Poi per quanto state facendo una cosa brutta che non è giustificabile in condizioni di non presenza di entità sovrannaturali, mettiamola così, però voi state agendo per il bene degli altri, state proteggendo Bright Falls. Però tu all'inizio che cazzo ne sai che loro sono i buoni vedendo quello che fanno? Quindi anche se incontrate una persona in una foresta con un coltello in mano che vi corre contro, al 90% non è una persona buona. Anzi, facciamo pure al 95%. Però c'è quel 5% dove magari il lago di me c'è sempre. No, gli hanno fatto più un altro tipo di esame, quello. Prendi persona, butta, togli cuore, metti glitter all'interno, però sono stati interrotti. Poi un giorno vedremo un 3 qua, perché se no, hai capito, c'è del bordello. Non fra 13 anni possibilmente, che ho un'età, potrei non arrivarci. Diciamo pure 99. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right.
Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. Se I'll questo let you get messaggio back to the arriva a show. You Remedy, were supposed to wait in the lobby cortesemente with me. potete fare una serie su Amazon Prime Video I love o you su both. Netflix o su This is what qualunque happens servizio when voi you go on road trips, preferiate, Mom. su Night Springs per piacere. And say hi to Casey. Intervento per Tell aprire her i stop rooting so ventricoli. much. Logan. Apre quello e protegge la zona da entità sovrannaturali, quindi sì. Se possibile, signor Samuele Lago, 10 puntate? 10, anche 8 vanno bene. Try cheering up. Fatte bene, Kid. tranquille, stile Remedy, qualche indizino di lore buttato lì così bello leggero leggero. Sì, noi ci organizziamo le live, ce le vediamo insieme. A posto, a postissimo. Gli ultimi prodotti che sono arrivati fuori da videogiochi e cose varie, giusto per citarne una, la serie di Fallout, sono prodotti fatti molto molto bene. No, non è complicato, Remedy le storie le sa scrivere, sa pure girare, diciamo che se una società grossa tipo Amazon o altro capisce di poter fare una serie che può attirare persone un po' sovrannaturale, con storie singole che non hanno bisogno di conoscere i giochi, ecco, però fai qualche chicchetta all'interno per chi ha giocato i titoli, a posto, fatto. Ragazzi, le cose non sono troppo complicate, basta semplicemente ragionarci su. Senza calcolare il fatto che se fai una serie fatta bene, pubblicizzando il fatto che è collegata dalla Week, ti aumentano anche le vendite poi del gioco, perché le persone si avvicinano al tutto. Ah, ma allora la Week non è una palla, c'è una bella storia. Allora, noi dobbiamo vedere un attimino il tutto. La mappa indica i luoghi chiave. Allora, Stranger Things, visto che è l'ultima stagione, io ve lo dico tranquillamente, quando sarà disponibile su Netflix, ho intenzione non di vedermela tutto di un fiato come ho fatto le ultime volte, ma vorrei organizzare le serate in live e vedercela tutti insieme. Quindi se non l'avete mai vista, recuperatela, che merita come serie. Ci guardiamo la fine e ci facciamo, in un paio di giorni ce la togliamo tutti da mezzo. Ed esce in 2-3 parti, quindi possiamo gestircela in un certo modo. Ok. Allora, crea il day one del primo blocco dell'ultima stagione. Stesso quella sera noi siamo in live. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured La boss fight vostra, sai che rotture di coglioni, sarà d'incubo. Ma noi andiamo avanti lo stesso. Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at crime scene. Un gangs, mo, come quello, come si usa? Il linguaggio locale, come dove lo inseriamo? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry, Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Oh, vorrei capire che cosa significava. Facci capire. I want to see the body. Una maledizione in... Oh, sure, that's real simple. Cos'è? Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the Vabbè, area ci fidiamo was di te. off. The store, Ci fidiamo the di te. campground, all of it. They got it, Thornton. Quindi fammi sapere, perché effettivamente sto continuando a pensarci. Qualche maledizione in portoghese, giusto per capire se mi devo aspettare una iastemma, qualcosa. Devo chiamare un esorcista, cioè fatemi capire. Procedere al tabellone del caso. Ecco qua. Non mi dà niente, mi indirizza alla lingua norrena. Ah, quello è risaputo che parla lingua norrena notte, pomeriggio, sera, mattina, sempre.
The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Ma questi Worth vediamo taking di another farli look. velocemente. Va bene, lasciamo la cosa nel dubbio allora. Un giorno quello ci spiegherà e tutto sarà chiaro. Allora, quello è un po' come il nostro Alan Wake, dice un sacco di cose, alcune incomprensibili all'inizio, però poi al momento giusto si capisce tutto. I see you're already hard at work. È un modo alternativo di scrivere cose strane, che a noi piace. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Anzi, è pure una cosa che volevo dirvi dopo, quindi se vi piacciono parole strane, a sto punto Hey, Casey. elaborate parole strane. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest Ma of tu us sei baffled. Alex Casey, ma I don't wanna slow smettila. you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Mio Semlaco c'ha un po' un problema con la gamba avuto, Tutto a posto? Stranger Things, cose strane, Stairs on are gangs. You okay to jump down? I'm not Christian, down. ma secondo me no. Tu sei più avanti di noi. Cazzo, non avevo fatto proprio tutto sto collegamento. Ok, così è molto comprensibile. Allora, Mirror Peak, e già ci siamo stati. Noi esaminiamo e guardiamo tutto. Qui è una domanda a cui anche noi abbiamo già risposto. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Allora, noi continuiamo ad andare qui, andiamo con calma e tranquillità. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. C'è una bella passeggiatina. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels Li like mangio home. entrambi, You però think the apprezzo il local law had the pandoro. sense to put up a tarp? Bravo Christian. If they did, next coffee's on me. Ecco qua la coppia dell'anno. Salve. Eccoci qua. Deputy Thornton, I take it. That's me. At your Christian, service. benvenuto nel Ready to club. get this Hai case passato il solved. test. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Qui la vita è fatta di test e capitano all'improvviso. Succede. FBI, huh? That's so cool. L'importante è passare. Down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Allora, perlustra This is the la scene scena of the del crime. crimine. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Quindi da questo che By era examining Al Esteban. come prima occhiata un omicidio fatto in un certo modo, in realtà sappiamo che un rituale è andato Body is male. positioned on the table. Ritualistic. Sbloccato la tua prima immagine, quindi Another le body turns mettiamo up just as we velocemente ride per in quanto town. possibile. Coincidence? Ok, gli obiettivi sono qui. Perlustriamo la scena del crimine. The killer left Facciamo the heart uno. right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside E stab sono tre. wound. Chest cut open. Heart removed. Allora, il cuore.
È questo qua. È questo qua. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. Anche fuori stanno festeggiando che abbiamo iniziato la modalità ultima bozza. Allora, vediamo un po'. Scopri di più sulla vittima, scopri di più sull'assassina. Who is our victim? Who Allora, killed him? un po' di Need to find qua, more clues. Multiple people were here. Multiple killers. questo qua. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Sì, diciamo, ti ho detto, l'hanno preso, l'hanno messo sul tavolo e gli hanno tolto il cuore perché era di più. Was it for a Era camera? qualcosa in più, non c'era bisogno per questa persona di averlo, quindi ho detto, mo glielo togliamo, vediamo l'effetto che fa. Loro volevano fare altro in realtà, solo che sono stati interrotti nel frattempo da qualcuno che si è presentato, i due ragazzi che si sono intravisti nella scena For e display. che dopo andiamo ad interrogare. Allora, Any idea who the victim is? Oh, I sure do. è His scritto name is Nightingale. Allaido. He's FBI. He came to town about 13 Sì. years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale. Alan Wake, come ci fa capire pure quello, era facilmente risolvibile direttamente da questa scena qui. Siamo stati noi Christian che non l'abbiamo capito subito. Ok, So you knew our victim. Well, I didn't credo che recognize finiranno him i as fuochi a d'artificio current fuori ad un state. certo punto. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, Finito. he went A off the posto. deep end. Got the boot pretty quick Allora, after that. questo dovrebbe essere Nightingale went missing 13 years ago. quasi la fine di tutto. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze. Bonsoir, Reagan. He got some wild ideas. Ai in his head. Yeye Brazos, Chased ghosts until he cosa hai fell off scritto? the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. No, non in tutti i luoghi c'è l'happy ending. In alcuni è più facile trovarli, in altri no. Allora, noi mettiamo tutti gli indizi. Robert Ecco Nightingale, qua. ex-FBI, came to Questo è Bright per Falls dopo. 13 years ago. Possiamo parlare con qualcuno. Dobbiamo andare ad investigare la casetta. Allora, Wonder what's inside. I e should take a adesso look dobbiamo around for a iniziare way a to prendere open this thing. tutto. Allora, c'era l'indizio sui segni. Mani, frigo, pisolino. Quindi bagno, frigo, pisolino. Be right back. Got it. Quindi triangolo su e giù, clessidra, sinistra, destra. Allora, vediamo un attimo. È un nome che moltiplica. Sì, sì, sì. Su e giù. Su e giù. Dove cazzarola è? Questo qua. Ok, poi clessidra. Ecco qua, a posto. E iniziamo a prendere tutto perché le risorse ad incubo ci servono come non mai. Ok. Se esploriamo di qua, usciamo di fronte a un cancello dove al momento non possiamo entrare, ma ci entreremo. E proviamo a ribussare, magari ci dicono qualcosa. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. Allora, Rosewood che cos'è? Allora, ti spiego tutto. È ripartita una serie che seguivo molti anni fa su internet
la serie di base si chiama Marble Hornets ed è una storia che ha dato il via al filone di horror girati su YouTube, fatti con una certa qualità, mettiamola così. Prefazione: la storia era finita una decina di anni fa con video che apparivano in maniera del tutto anonima e senza preavviso su internet. È una storia che venne portata avanti quasi in tempo reale. All'improvviso, dopo più di 10 anni, è apparsa una nuova puntata con altri problemi. Di base, quello che sta succedendo finora, 2 persone che stanno facendo un servizio riguardante alcuni miti e leggende di una cittadina americana si sono ritrovati in un vecchio ospedale psichiatrico abbandonato. Siamo arrivati al punto dove sono entrati in una stanza per raccogliere degli oggetti, provando ad uscire fuori è diventato notte e c'è un bell'essere non tanto simpatico che li sta iniziando a pushare. È finita la scorsa puntata in un certo modo, è uscita ieri la nuova e a mezzanotte ce la guardiamo online. Penso che sia un punto abbastanza terrorifico, mettiamola così. Quindi a mezzanotte la vediamo. Dura 14 minuti. Ci mettiamo lì, facciamo un po' di cagotto, vediamo che succede e cerchiamo di capire tutti insieme che cazzarola sta succedendo. Allora non possiamo parlare, dobbiamo prendere qualche indizio da dentro. Quindi ripeto anche a te perché sei arrivato adesso, fino alle 22:30 giochiamo ad Alan Wake con calma e tranquillità. Ci vediamo poi l'ultima puntata di Dandadan e alle 23 vi devo dare aggiornamenti sulla questione del negozio. Cercherò di fare il prima possibile. Allora, qui ci sono altri indizi. Ok, di là non possiamo ancora entrare. Che ci manca? Che ci manca? E fa niente. Non passa sotto la scala che già ti si prospettano un bel po' di casini. Ok. Qualcosa sulla scena del crimine, allora ho dimenticato. Fermi. Ma ti si è bruciato un pixel o hai una mollica sulla cam? È più probabile che si sia bruciato un pixel. Quello giusto al centro. Aspetta che c'ho la schermata piccola e non riesco a vedere, ma penso altamente che si sia bruciata la cam, sai? Se giustamente avevo già fin pochi problemi e preoccupazioni, che fai? Non gli aggiungi pure la webcam che si sta rompendo? Dai, Regen, vi ho abituati a certi standard sui canali. Qua pure i problemi o li facciamo per bene o non li facciamo proprio. Welcome back, Anderson. Perché fare la cosa che all'improvviso mi inizia a fare tutto di qualità, tutto perfetto, tutto tranquillo? Ragazzi, il problema deve esserci sempre, se no non... Andiamo avanti, ragazzi. Allora, mi sembra che dovevo fare da qui, non ancora. Ecco qua, ok. Deduction possible. Eccolo qua. A posto. Premeditato o improvvisato? Assolutamente no. La setta della parola, dell'albero e di qualsiasi altra cosa lo stavo aspettando. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Anzi, già è pieno il mondo di streamer e creatori di contenuti che portano tutto in maniera perfetta e senza problemi e poi piano piano sembra che escono sempre più magagne sotto e quant'altro. Preferisco essere di bassa qualità ma dimostrarmi una persona di fiducia. Tanto ti metti tutta la giornata a aggiustare tutto, poi vai in live e succedono i problemi dopo che hai fatto prove tutta la giornata. Allora, usare la profilazione. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Vabbè, perché da quello che riesco a vedere dall'anteprima si è fatto proprio al centro di tutta la cam. Manca di lato che uno non dà fastidio, no, giusto al centro.
Va benissimo. There too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Allora, Nightingale was chosen as the victim. la gamma è piccola. No, ma di fatti, però, per come funziono io mo sto seguendo la live, mi sto organizzando ancora per dopo quello che vi devo dire e quant'altro. Però il pensiero che c'è la cam con questo continuo al This wasn't centro some random act sta of dando un violence. fastidio che non avete This idea. was a Appena ritual, possibile vedo di prendere una and cam Nightingale nuova. a component. Però They fino a didn't see quando è him un as a person, puntino va benissimo così. more like a container for something. Però la puttana, fatti un po' più a destra, più in alto a sinistra dove non si vede. No, giusto al centro. Mi sembra giusto. Mi sembra assolutamente giusto. The lake is Allora, connected to Nightingale somehow. dobbiamo andare alla Casey, raiva. let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This Vai, way, Keisho. right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Tanto stiamo passando da 2 settimane di live che si vedono, non si vedono, audio che all'improvviso salta, computer che all'improvviso si blocca, connessione che va sempre bene, ma nei This one of your momenti hunches, clou Anderson? prende all'improvviso Did si something happen at the stacca. lake? I think Ragazzi, Nightingale capita. came up from that direction. From the lake. Poi che capita sempre a noi, questo è un altro Probably discorso. looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're Però dai, ma ready, adesso I'd love to problemi hear what you audio put together so video far. sembra che siano Sure. rientrati e state sempre vedendo e It's not that sentendo il tutto. complicated. Tranne quello che c'ha sempre problemi. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Ci sono anche nuove pagine del Page full of manoscritto, text on Gri. one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. These These words felt like a message. felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. No, è molto peggio di You're soltanto right. se davvero Alan ha capito di This is trovarsi right in up una my spirale alley. deve cambiare il Nightingale contenuto came dei suoi this way. manoscritti, altrimenti è un loop. Either he dropped this Esattamente, page, Cri, il concetto è or the proprio killers left it questo. for us. Ha capito che cambiando alcuni punti I should profile fondamentali Nightingale a about this cascata page. possono accadere altre cose che possono aiutare all'uscire da questa situazione qua. Non può prendere e cambiare l'esito finale di tutto nonostante ha capito il loop, perché la presenza oscura non funziona così. Quindi una volta che si è riusciti a trovare la giusta sequenza di eventi per uscire da questa situazione, il tutto può regolarsi in un certo modo. My chest now. Quello ci vediamo dopo. Inside. The awful truth. Mi raccomando, non correre. No, Something così, was put consiglio in inside generale. him, in his chest. I must find out what.
a sto punto possiamo esaminare un pochino la zona. Ricorda di controllare il luogo mentale. A strange echo of Al murder. Casey, dite. Casey, dici a parole tue. Che è successo? Dici un po'. Casey, tu sai tutto. Dacci le risposte. Mi dispiacerebbe neanche a me andare in giro per foreste con Sam Lake con la giacchetta FBI, Devo essere sincero. Bella passeggiatina così, senza omicidi, senza morti. Allora, qui c'era la stradina dove c'è un extra, quindi iniziamo a muoverci un attimino. See you in a bit. Take your time. Esaminiamo un attimino il tutto, e poi non si passa. No, perché qui è la zona iniziale, poi comunque mi prendo una mappa con tutte le location delle cose che ci servono e siamo tranquilli. Allora, i file e le cose che già Is trovammo. that a E kid's qui ci sono i lunchbox? primi. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Però tutti i He potenziamenti che hates those avevamo cheesy già crime books, sbloccato, già ce li but he really abbiamo. hates the movies. Perché stiamo portando dalla nostra vecchia avventura le conoscenze che abbiamo appreso, quindi già siamo di base un pochino più forti. Poi ci saranno zone dove ripeterò 50 volte perché i nemici sono molto cattivi ad incubo, tanto cattivi. Quindi ricordate tutti i tentativi fatti contro Graffio alla fine o ci divertiremo tantissimo qua per giorni interi a cercare di fare quella fight. Welcome back, You made Anderson. it back. Good. Guardalo come corre Samuele I hope you Lago. didn't get stuck in any of those Guardalo. big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Allora, qui possiamo fare qualche cosa? Assolutamente sì. Vediamo questo, vediamo questo. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. Mettiamo questo e mettiamo questo qua. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Allora, pagina del manoscritto, questa Casey, qua presa. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Sia lodata la festa del cervo. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut Devo solo back to the controllare parking una lot just up the cosa. hill. Dacci la chiave, grazie. Chiave scorzatoia. Thanks. Andiamo, signor Casey. Let's get the car. Drive to Bright Falls. Signor and talk Casey, to lei those in witnesses, un'altra the realtà Bookers. salta di lato e fa rallentare il tempo. Cerchi di apprendere di nuovo questa Let's try abilità that perché shortcut ci the deputy potrebbe essere mentioned. utile. Sounds good. Seems like a nice Allora, town so far. andiamo Murders con calma per aside. non perderci Pretty niente. woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Qui finora è Deputies aren't tutto exactly abbastanza up to the normale. task, but I hopefully the capelli sheriff di will be more Samuele helpful. Lago che None of those appaiono da lì. surprised about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Sono cose che già abbiamo visto. Per ora. Bravo Christian. Questo tuo modo di fare mi piace molto.
Io non vedo l'ora di arrivare a certi punti e sentire le tue reazioni. Vedrai delle cose a schermo e dici che cazzo sta succedendo? Ma è possibile? Sì. Qui non possiamo ancora entrare, però qui di lato You know where to find me. c'è un altro piccolo A contenitore. lunchbox again. Who's leaving these out here? Ok. Andiamo, Samuele. Can't No, fit ma the dobbiamo clues controllare all solo la together zona a yet. destra. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Allora, siamo arrivati, siamo qua. Apri scorciatoia. Ma mi sembra c'era qualche altra cosina qui in giro. Se non ricordo male, questi sono I'm gonna go check something documenti out. Be che right già back. avevamo visto. Questa è la stradina 1. Poi c'era stradina 2. E tu è là. Devo solo controllare. Ehi, a posto. Presenza oscura ci aveva afferrato. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Qui non c'è niente, ok. Ok. I'll be back in a Piccolo second. Juke, resto ancora un po'. Bentornato Will. Quello che devi combinare a quest'ora di così importante. Che cazzo stai combinando a questo? Che stai progettando di rovesciare qualche città, far cadere I qualche can't get governo? that Che stai manuscript page combinando? out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from Allora, the field office? eccoci qua. I'm all set. I'll park there anyway. I wanna walk No, to the non diner diciamo niente a and get a nessuno, feel quello for non the ti town. preoccupare. Tanto le autorità competenti già saranno sulle tue tracce, quello è il tempo che ti trovano. Quindi tutto a posto, tu continua con i tuoi piani diabolici senza problemi, noi non diciamo niente a nessuno. Oh, qua abbiamo un bel po' da vedere che non l'abbiamo The esplorata diner's proprio just up the sta zona. waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses Allora, waiting. riusciamo a fare anche sto Smell pezzettino coffee. qui. Sono altri indizi, altre cose da fare. Just how much coffee have you had today, Charlie? Ok, va bene. Don't know, don't care. Wisebot, grazie per la risposta. How much have you had? Not enough. Sempre pronto a servirci. Not to toot my own horn, but I am Così, lascia stare, Cristian, lascia fare domande, fare domande. Tu lascia fare. Allora, c'è lo sceriffo Breaker che a noi ricorda sempre qualcuno. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. Sta arrivando la finanza in cularmi. Quello se hai I'm fatto Agent qualcosa Saga di Anderson. illegale This is e Agent hai Alex Casey. pure esagerato Tim Breaker. tanto e mi And let me dispiace, just say, funziona I'm happy così. you two are here. Frankly, we could use the help. T'ha bloccato di nuovo qualche parola? Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Wisebot, perché la finanza deve inchiappettare quell'89? No, the bookers don't Wisebot, strike ma me as come, very ma perché bad, rispondi a Cristian you in can questo decide for modo? yourselves. Perdonami. Wisebot, We're un po' just di inside having contegno. coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time.
Christian, guarda, mi preme proprio sul cuore dire quello che sto per dire, proprio mi brucia dentro. Se la sei cercata un attimino. Beh, è stato pure Wisebot che non credevo desse sta risposta qua. Addirittura proteggesse quello dopo tutti i messaggi che gli blocca. Quello, ma allora ti vuole bene il Wisebot, eh? That's exactly right. Allora, You can go ahead, Anderson. We'll be here. Wisebot, tieni le parole a posto che qua stiamo volando 2 ceffoni, ce ne vedi 9. Ok. Però sto fatto che ha difeso quello, hai capito? È questa la cosa che mi sta puzzando. Have some pie. It'll take your mind off things. Ah, ok, è molto diplomatico, va benissimo, va bene anche così, va bene. Excuse me. Allora, loro erano i ragazzi che erano presenti nella foresta e hanno impedito che il rituale avesse luogo. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic. No, aspetta, ma voglio... Pandone, sì, più prezioso per le feste, sì, sì. Ok, anche a lui piace il pandone. Secondo me c'è un accordo sotto banco tra quello e il bot. Loro fanno finta di litigare facendosi bloccare i messaggi, ma in realtà vanno d'amore e d'accordo. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out the whole thing was Quindi in realtà io ho assunto il Wisebot tantissimo tempo fa, in realtà era sempre stato quello in incognito sotto. I'm a writer. È semplicemente il secondo account di quello. New York, Effettivamente, doing sì. research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. Allora, Perfect Legal se non ti fossi rubata qualcosa dalla scena del crimine. Partiamo dal suo punto qua. Allora, facciamo un'intervistina. What are the Bookers telling me? I found their necklace. Ah, allora aspetta, quelli è un bot, ma adesso si capiscono tante cose. Ah, buon soir, buon soir. My publisher will want this È arrivato sia il Jamox che mio fratello. A posto. Sembrava un comando d'assalto. C'è una cosa anche per noi. Ok, allora ragazzi, aspettate giusto 2 secondi. Dito. No, pure sì. Fai vedere anche Allora, aspetta. Vai, Lucio Pozzi. Allora, questi arrivano direttamente dalla Grecia. La Grecia quella antica, ma allo stesso tempo moderna. Entrambe le cose. Una bella zip. Alto livello. Alto livello. Questo è alto Aspetta. livello. A posto. Poi faccio assaggiare sigaretta greca. Facciamo vedere. Aspetta, no, è meglio non farle vedere. Meglio evitare. Gli ho messo il tag, però a far vedere il pacchetto è meglio di no. Allora, aspetta, ve lo leggo io. Non c'è niente da leggere. Allora, tutto è possibile. Allora, è un pacchetto rettangolare, non si apre come un pacchetto di sigarette normale, ma si apre così. Diciamo così. Si apre. Allora, George Carilias and Sons. Questo è proprio tabacco greco portato in Grecia. Alle luci solari greche, eccetera, eccetera. Una bella confezione, devo dire la verità. Sì, sigarette greche tutte di Ok. Questa mentre ci vediamo a breve la puntata, faccio un assaggino. Ok. Bello il pacchetto, devo dire la verità. Costo? 4,50. Va bene. Posso dire Va bene, onesto. nella norma. Onesto. The Bookers Onesto. Comunque, Allora, buonasera a tutti rimetto la bravi ragazzi. chat. Prince was built
there. Effettivamente, guarda, sì. They say the rider È un followed the drummino. lake. Sì, effettivamente sì. Però ci sta su porno, No devi dire la trespassing. verità. Giusto per far capire, No, sono sigarette greche un Cioè, pochettino più piccole. Proprio farci Ah, vedere. sigarette, Sono tanto lunghe, ragazzi, cioè Nothing to per do farvi with the capire. murder. È così. Avete una sigaretta normale per fare il confronto? Allora ragazzi, adesso vi portiamo tutto lo studio. È di poco, è di un poco di Allora, poco, aspettate. però sì. Sì, tanto abbiamo appurato che c'è il pixel bruciato nella webcam. Appena possibile cerco di prenderne una un attimino meglio. No, sigarette ragazzi. Sigarette normali. Allora, sigaretta normale è così. Sigaretta, questa qui è un pochino più piccola. C'è un pochino di differenza. Ma proprio è un tiro. C'è un Sì, sì, è tanto È di un tiro. sigaretta. C'è Però un infame, tiro in tiro. meno. È un tiro C'è un tiro in questo, meno. però. Sono più piccoli. Poco più piccolino, Ok. ti fanno fumare più. Tanto sapete usare e sono un bravo ragazzo. Siamo andati a Dice l'uomo che tentava di rovesciare il mondo. No, non è che propongo il fumo, vi porto un'informazione che voi non sapevate. Voi sapevate che in Grecia vendessero sigarette più corte delle normali? Il fratello è tornato oggi dalla Grecia con questa novità, vi informiamo di questa cosa. Poi da fumatore vi dico, non prendete il A vizio di necklace fumare. these cultists No, may non have può dropped. bene, vai. Non lo prendete proprio, ragazzi. Wow. Che zona della Grecia sei stato? It's evidence. A Rodi. You need to hand it over. Infatti io mi sono comprato questo. Told you not to keep that thing to me. C'è il colosso. Sono stato anche dove Cock c'era il rating. colosso, credo. No, avete fatto il cock rating là in Grecia? Non penso. No, non c'è stato il cock rating. Thanks. Beh, l'ho This messo al could prove to be minimo. helpful. Messo al minimo di Non un l'ho mai gesto. detto, l'hai detto tu. Attenzione che c'è un messaggio in chat, quello, Would even dream of missing dear Oh Fez. God. Ecco qua, la fan numero 1. Saga A posto. Anderson. As I live and breathe. Penso che riusciamo a arrivare in albergo e I salutare. thought we'd Ci never troviamo see pure you con gli back here orari. after that awful thing happened to your baby girl. How are you? Vedi, pure Smigolo lo sapeva. Noi non la sapevamo sta cosa. Dice, Rato Smigol fuma solo il prezioso, che sia un doppio senso velato. Fuma solo Lo il Smigolo è capace di You tutto. know me. Ciao, a ganzo I don't think I do. portoricano. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Oddio, vai se butta Vaticano. No, non credo. Più che altro ho trovato delle firme fatte proprio a Rodi. How do you know I have a daughter? La verità. Artigianali? Una in bottiglia, due You're artigianali, blocking ma out your traumatic Ah, memories. ok. Happens on TV all the Io ci ho time. provato No. birra fuori. Tutto buona, birra fuori, alto livello. You're mistaking me for Vabbè. someone else. If you say so. Allora, a sto punto possiamo andare in albergo. Mega nuova, l'hai vista? Ci sta. decente. Sì. Assieme a Lucia. My guys have Nightingale at the morgue. A Lucia non l'hai Go visto? take a look. Let's go. Well, Casey. Solo prezioso fumato? No. Looks like we're dealing with White a cult. bot, calmo, dai tono. Con calma e tranquillità. Entrambi gli accendini vi ho portato. Se volete poi si possono Have you heard of this Penso cult? Ah, che lo ok, farò, ottimo. un bel Only the mattoncino. urban Ottimo. legend. No, io ho If visto. you're in the woods at night, So- the cult will so- get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some Dai, D&D ci sta. back in the day. Anche solo questo può Wizard dire was da. my favorite class. Quello là che ti fece vedere l'altra volta, lo zio. Questo è quello bello. A me piace. Cioè, al ricordo di logica era l'unica cosa che forse poteva essere al massimo un po' più così. Dear Fest. Un po' più alto magari. Sì, lo alzare un po' di più, però ci sta. Ma la mano mi piace. Ah, è molto carino. Puoi dirglielo che vendiamo sigarette simpatiche. Smigol dice sigarette simpatiche, ma no pericolose. No, bravo Wisebot. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Quale? Solo il fatto che vogliono fare una saga. She kept Quella saying that era- my daughter drowned. No, hanno confermato che Expedition è... Ah, ok, no, no, già ne avevamo Rose has a parlato. talent Allora. for saying the Non weirdest pensavo mi ero things. perso qualcos'altro. Come è giusto che Best sia. not to take it personally. Bravo Sugar, mentire fino alla fine.
Se posso, a riguardo di Expedition 33, se a qualcuno interessa e vuole, oggi è uscito su enterloading.com un mio articolo sul gioco. C'hai il link? Sì. Se me lo passi col cellulare lo metto pure dopo in chat. I'd like to take a closer look as soon as Tanto noi possible. ci ciulliamo la mappa. Lead the Ah, way, non lo Sheriff. conosco, mi muovo a leggere. Ma non ci più. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Allora, dacci un posto per We salvare. appreciate the support, Sheriff. Eccolo qua. Io lo conosco, questo che ha scritto, lo conosco. Allora, no, in realtà posso anche usare la sospensione, così c'è il tempo di preparare un attimo la live. Allora, facciamo così. Ci fermiamo per stasera qui, che comunque c'è tutto il blocco iniziale con qualche piccolo cambio, ma alla fine è sempre quello. Quindi per il momento stacchiamo. Poi tanto Chris, stiamo tornando alla normalità per quanto possibile, quindi ci organizziamo di nuovo spesso e volentieri e piano piano ce lo portiamo avanti. Ma buono ragazzi, vado a sovvertire il mondo. A dopos. A dopos a lei, signor quello. Allora, io adesso stacco e riorganizzo un attimo, ci vediamo un attimo la puntatina di Dandadan, che dobbiamo un attimino sapere e capire certe cose. Poi alle 23 vi dico tutto quello che c'è da dire. Quindi ci vediamo tra 5 minuti. Westbot, proviamo a bannare Giamma? No, no, Giamma è prezioso, non lo banniamo, no. Suca, Christian. Ora. Allora, c'è da fare una cosa. Aspetta. Prego, Christian. C'è da fare una cosa e mentre Christian scrive per questa cosa, io inizio a fare un'altra cosa. Facciamo tutto un insieme di cose. Allora, aspettate solo 2 secondi, così la facciamo per bene. Facciamo questa cosina per quanto possibile a Christian, che se lo merita. Christian ha avuto un file all'inizio della live, gli ho mandato il file che ho creato con tutte le differenze tra la modalità normale e la modalità ultima bozza, con la data nell'oggetto di quando dovrà aprire questo file. Al momento ce l'ha là e non deve toccare niente. Allora, se riappare la chat, Westbot, se Giamma è prezioso, allora fumi Giamma? Gollum non fuma Giamma, solo il prezioso, capito? Lo sta spiegando, Christian. Cioè, è più chiaro di così. L'anno è 2029, lo puoi leggere, Christian, il file. No, gli ho mandato XX20XX. Sì, una merda, però. Ho detto che gli mando non ce l'abbiamo, però il senso è quello. Allora, Cri, cosa stiamo mancando? Cosa stiamo mancando, Christian? Ho detto il 2099, assolutamente no, che non credo io arriverò a quell'anno. La sigla, ok. Però ci vuole una sigla particolare, Chris, stasera. Non ci viene da dire. Vexlulin, merda terra, lausuinan, mysterin sensum, voi respietti elaman, alla senkan valta meren, varojas vajalta. Et tieta valon lokes atman ainia. Ixten sankardioi suvin malle makkapois. Setakanen arterian. Kuin lukuas aina vois. Kastelissa kannarroilu dammahan aina vaan hetki kuulos leposuudon jo takas kutsutaan.
cover di Gianni Siano? Assolutamente sì. Ok ragazzi, allora io inizio a staccare qui da 5 minuti contati e andiamo in live.